tutti, grazie per essere ancora con noi per la nostra chiacchierata di nuova pedagogia. Oggi vi presento un altro membro del nostro team che è Riccardo Lodigiani. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Buongiorno. Allora, è importante presentarvelo per due motivi. Un po' perché vogliamo farvi conoscere tutte le belle persone che collaborano con noi. Fra cui anche il mio cane che come sentite è in sottofondo, ma poi perché Riccardo ha una storia molto bella. Lui si occupa di api e per cui Riccardo cominciamo con la prima domanda. La domanda è: come sarà il mondo delle api nel mondo che verrà? Questa è una bella domanda. Mi viene da pensare che nel mondo che verrà le api non avranno bisogno dell'apicoltore, un po' come era forse un tempo, insomma, no? E adesso il lavoro dell'apicoltore mi viene da dire fondamentale, perché comunque con il mondo è diventato piccolo, diciamo, quindi con la globalizzazione, cioè trasportare merci da una parte all'altra del pianeta è diventato la normalità, e le api che avevamo qua anche solo 50 anni fa, forse se andiamo un po' più all'indietro sicuramente ancora di più, non sono più quelle che abbiamo oggi. E quindi l'apicoltura è cambiata perché ci sono parassiti e patologie che un tempo le api non avevano, e con le api per esempio asiatiche queste patologie convivevano e quindi più fisiologicamente venivano combattute da una famiglia sana. Una famiglia di api anche sana in Italia fa fatica a sopravvivere in natura. Infatti sciammi selvatici non se ne trovano più, un po' perché appunto danno problemi magari cioè hanno problemi perché attaccati a un albero chiaramente sono un po' più alle intemperie rispetto a una casetta di legno, no? Però vabbè, come sono sempre sopravvissute senza l'uomo le api prima, un nido se lo possono sempre trovare, ma ci sono appunto queste patologie che le hanno travolte, e quindi il lavoro dell'apicoltore oggi è soprattutto tutelare il patrimonio sia apistico che poi soprattutto di biodiversità in generale, perché con le api si salvaguarda l'impollinazione, che sicuramente è fatta anche da altri insetti, però con le api essendo di numero cioè un numero importante, ogni famiglia, le api sono decine di migliaia per ogni famiglia nella stagione estiva, e niente, quindi vabbè, sono un importantissimo insetto impollinatore. Qualcuno dice che senza le api l'uomo non vivrebbe più sulla Terra dopo pochi anni. Infatti tu ci hai riportato con la tua risposta nel presente e nel sottolineare l'importanza di questo insetto per la vita sul pianeta. Io ti chiedo, ma tu che stai facendo oggi per aiutare, diciamo, questa visione delle api nel mondo che verrà? Io sto cercando appunto di allevare le api nel modo più rispettoso delle api possibile. Sono ancora in cammino, mi sto documentando anche per appunto migliorare il mio tipo di allevamento. Io faccio l'apicoltore da una vita, voglio dire, da quando ero piccolino mio zio mi portava in apiario con lui, mi ha appassionato un sacco e l'ho sempre seguito da piccolo. Poi per caso ho iniziato a tenere le mie prime api, sospinto da lui, che mi ha detto: ma sì, qualcuno provi a tenerla anche tu, e quindi ho iniziato a allevarle io, quindi aiutavo lui e poi avevo qualche famiglia mia, e poi fisiologicamente come si riproducono tutti gli animali, anche le api si riproducono, quindi sono aumentate un po', e niente, poi... Però ti sei dimenticato di dire una cosa importante, che incontrando una nuova pedagogia hai mantenuto, diciamo, un proposito talmente fermo da Stavo cambiare lavoro.
stavo arrivando perché le ho sempre tenute, insomma, qualche famiglia, cioè poche famiglie di api si sono aumentate, però ultimamente con l'aiuto della nuova pedagogia esattamente insomma, mi sono reso conto che dovevo fare quello che davvero mi piaceva e quindi vabbè, ho fatto questa scelta di allevare, di farlo come di lavoro. cambiare lavoro e allevare api, sopravvivere, vivere allevando api, quindi allevando api, poi commerciando i prodotti dell'alveare. Hai creato anche una ditta. Hai un nome bellissimo per il tuo miele, Bisiol. Spiegaci cosa vuol dire Addirittura nel... Bisiol, Sì, Bisiol, che tutti leggono Bisol, praticamente Bisiol in dialetto lodigiano, che è la terra da cui sono collegato, la mia culla vuol dire alveare, Bisiol. E quindi ho voluto legarmi al territorio con questa scritta, però l'ho rimaneggiata perché anziché B ho scritto B con due beh, certo, E, Besiol, sì. in inglese, insomma un po' un mix, è chiaro che non è proprio immediato, però volevo, esatto, un po' di modernità e un po' di tradizione. Bello. Quindi ci hai già detto che da bambino le api erano un po' nel tuo destino, no? Se sei Sì, ci no, sono ricordi inciampato qualche... e mi sono innamorato. È Ti una sei cosa innamorato? che vorrei dire, sì, beh, perché è affascinante il mondo delle api e vorrei dire che l'uomo dovrebbe imparare dalle api, perché ogni ape non vive per se stessa, ma l'alveare è un animale sociale, l'ape è un animale sociale, vivono in famiglie e, E hanno un senso adesso non di vorrei farvi una lezione di comunità, apicoltura no? assolutamente, perché sennò se inizio a parlare non finiamo più. No. Però praticamente ogni ape porta a casa il miele per tutta la famiglia, per allevare le nuove nate e, in base all'età dell'ape che nasce, questa ha un compito, il suo corpo, anche qua ascoltare il proprio corpo, il corpo dell'ape cambia, si sviluppano più o meno determinate ghiandole in base all'età dell'ape per allevare, per produrre pappareale, per allevare le piccoline, per volare, per produrre cera, e quindi è affascinantissima questa cosa. E quindi fanno una specie di carriera, no? Però è bello anche perché se per caso, per qualsiasi problema, dovesse mancare una gerarchia di queste api, le api più anziane tornano indietro e quindi fanno sopravvivere comunque la famiglia. E chiaramente un'ape quando punge muore, un'ape da miele e perde il pungiglione la maggior parte delle volte. A volte riesce a pungere poco e non lo perde, ma la maggior parte delle volte, per come è fatto il pungiglione, lo perde, quindi muore. E quindi non muore per se stesso, ma muore per difendere la famiglia. Infatti pungono per estrema necessità. È meraviglioso, guarda, il maestro tibetano dice che le api sono state uno dei doni del pianeta Venere per la Terra, quindi vengono sono un dono diciamo, della gerarchia spirituale per l'umanità e basta vedere appunto come ci hai descritto tu, come sono organizzate per capire che noi dovremmo imparare dalle api, giusto? Sì, dovremmo imparare dalle api. Bene, allora Riccardo io ti ringrazio tanto e per se qualcuno desidera prendere il meraviglioso miele di Riccardo lasceremo nella descrizione la tua email in modo che avrete un prodotto sia diciamo come vi devo dire sia buono a livello fisico ma che ci metti non può che far bene su tutti i livelli. Grazie Riccardo, grazie mille di averci dato un pochino del tuo prezioso tempo, stando in mezzo alla tua famiglia spirituale che sono le api. Grazie a voi, grazie Adele. Grazie caro, Buona grazie. giornata a Buona tutti. giornata a tutti. Ciao, 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 ciao.